18 e un minuto, il giovedì ci vede sempre protagonisti come tutti i giorni di pomeriggio special su Io Compro Siciliano. E allora, buon pomeriggio a tutti da Cristina Ruffino e bentornati al nostro appuntamento quotidiano. Ormai abbiamo questo impegno, abbiamo questo appuntamento da vivere insieme. Vi ricordo subito il nostro sito che è www.iocomprosiciliano.com, all'interno del quale trovate il marketplace, tutto da visitare, dove trovate un sacco di cose veramente molto interessanti, tutte made in Sicily ovviamente. E io oggi, come ogni giovedì, mi occuperò della rubrica Mode e Tendenze con un ospite che accolgo subito e nel backstage. Lei si chiama Stefania Baio, è un'imprenditrice ed editrice, founder del format B-Shopping Magazine, che è una rivista online cartacea di moda, tendenze e società, e tra poco ci racconterà lei di più. Benvenuta intanto Stefania. Grazie a questo fantastico gruppo che seguo da quando è nato durante il periodo del lockdown, se non erro. Esatto. Sì, e quindi grazie anche a te, Cristina, per questo invito. E Sono grazie molto a te. contenta di essere qui oggi con voi in diretta. E grazie a te Stefania per aver accettato il nostro invito. Allora, come ho detto all'inizio, tu sei un'imprenditrice, editrice, sei founder di questo format che si chiama B-Shopping Magazine, che è una rivista Sì. online. Io vorrei intanto partire dalle origini, vorrei capire come nasce questa passione per la moda innanzitutto, no? Per poi arrivare a tutte quelle che sono le altre passioni. Diciamo che io sono ovviamente innamorata di questo format perché è un po' la mia creatura, quindi come tutte le cose che nascono dall'amore e dalla passione, sicuramente ci danno appunto quella forza e quella grinta per crederci sempre di più, perché appunto nasce da quello che si ama. E quindi come nasce B-Shopping? Tra l'altro qui con me ho l'ultima copia cartacea di quella che Ecco. ha una lunga storia, che nasce nel 2015, nasce appunto da quello che è stato il mio lavoro. Io ho 37 anni, da quando ne avevo 22 mi occupo di pubblicità, quindi ho lavorato presso quasi tutte le redazioni più importanti, sia appunto di quotidiani che di periodici, come appunto commerciale nel mondo della pubblicità. Quindi ovviamente da giovane donna, ovviamente ho sempre amato anche, come tantissime donne, insomma, la moda, e nel tempo ho avuto la possibilità di unire quella appunto che era la mia professione insieme a quella che era la mia passione. Quindi ho cominciato con il realizzare degli shooting fotografici, appunto creando delle sinergie tra diverse aziende. Questo soprattutto nasce all'interno di una collaborazione molto breve per un altro periodico. Quindi lì Ok. proprio nasce in me questo amore per la pubblicità, no? Quindi servizi fotografici che comunque rendevano ovviamente pubblicizzavano dei prodotti commerciali rispetto appunto a quello che era la mia passione, appunto quella della moda. E quindi da lì, sai, si doveva organizzare un servizio fotografico, trovavo l'azienda che appunto si proponeva le scarpe piuttosto che l'abbigliamento, chi si occupava del trucco, dei capelli, degli accessori. Quindi nasce insomma questa idea. Poi da circa 10 anni faccio l'editore perché ho iniziato a produrre un piccolo magazine cartaceo che si chiama Christmas Shopping, che è Ok. un'alternativa allo shopping natalizio. A un certo punto succede che dopo l'ennesima collaborazione con appunto una concessionaria molto importante e prestigiosa, decido di realizzare il mio magazine. Quindi venendo da questa piccola esperienza imprenditoriale legata solo al Natale, era un momento della mia vita, appunto a 31 anni, in cui ho deciso voglio rischiare, voglio fare il mio giornale. Dopo tanti anni, insomma, che mi occupo di pubblicità e quindi lavoro nel campo dell'editoria, e soprattutto avevo già maturato un'esperienza in quella che era la carta stampata dei periodici patinati, quindi appunto non più quotidiani, non più, ma appunto una tipologia di periodici appunto della carta patinata. E quindi ho deciso di realizzare questo format. Ovviamente, dico, se tu non mi fermi io continuo a parlare No, all'inizio. no,
Tu parla perché io voglio sapere tutto, sono molto curiosa, quindi vai tranquillamente. Ti interrompo io quando capirò che Ok. ti devo, perché ho un paio di cose da vedere. Ok, vai. Ok, quindi Bishopping nasce, appunto è un semestrale con due uscite annuali, Ok. sono tendenzialmente maggio e novembre. Cosa succede? Quindi nasce il 1° aprile del 2015, in copertina abbiamo pubblicato un bellissimo cavallo bianco che correva sulla spiaggia di Mondello, con a cavallo appunto questa bellissima ragazza in abito da seta, quindi una cosa meravigliosa, uno scenario pazzesco e da quel momento insomma è passata tanta acqua sotto i ponti perché da circa 90 pagine adesso siamo quasi a 300 su per giù. Mamma mia, è bella roba, devo dire, altro che. Tra poco ci dirai cosa c'è all'interno di questo magazine in maniera particolare. È un bel malloppo, devo dire, da vedere, da leggere. Ma intanto io, siccome abbiamo parlato di shooting fotografici, io andrei direttamente così a guardare insieme a te, insieme ai nostri telespettatori, il primo video di oggi. Andiamo. It's not the absence of the light that makes us shine. The dark is only the absence of the light, and the stars shine surrounding the dark. It's not art to cover our body or to undress it. The dress is the costume of the daily performance of life. It's like we wear it, it touches our skin, it's intimate, and it follows us everywhere. It's the image of us in the world. It conditions us, and it conveys the impression of what we are and what we're not. The stage is the path, the house, and it's there, and we copy it, and we escape from approval and encourage our self-worship. Desire to appear and to distinguish ourselves and to show off. Ah, bellissimo, io sono rimasta, l'ho guardato così estasiata, proprio affascinata. Complimenti. Anch'io, anche se l'ho visto forse 1 milione di volte, questo come tutti gli altri, però ogni momento, ogni frame, ogni immagine di questo breve video, insomma, mi ricorda tutto il lavoro che c'è stato dietro, che c'è dietro il lavoro di squadra, il team, tutto quello che c'è dietro l'organizzazione. Per esempio, quella era la terrazza stupenda che c'è sopra il Teatro Massimo, il nostro teatro qui a Palermo, il più grande, il più rappresentativo. E non so forse chi aveva mai scattato lì su questo teatro, quindi sulla terrazza del teatro, quindi è stata un'emozione bellissima, questa come tantissime altre. Che Quindi, poi tra l'altro chiudeva proprio diversi luoghi, no? sì, tanti scenari. Noi abbiamo scattato in questi anni questi shooting fotografici, penso in giro veramente per tutta la Sicilia. Palermo, penso che veramente non esiste forse un angolo che non è stato immortalato da un'immagine, insomma, che poi è stata pubblicata sui nostri magazine. Poi siamo stati tantissimo in giro anche nella zona di Marsala, delle Saline, poi tutta la parte, siamo stati anche a sud, nella zona per esempio vicino a Agrigento, una volta siamo stati al Castello di Falconara, alla Valle dei Templi, insomma abbiamo girato in lungo e in largo. Ma sei mai stata dalle mie parti? Zona Catania, zona... No, Quello ancora? ancora no,
ancora no, e il mio piccolo sogno nel cassetto, lo dico adesso, magari avrei voluto dirlo alla fine, insomma, è quello di poter portare questo format, ovviamente variando la parte pubblicitaria, ovviamente un po' anche da quelle parti lì, quindi magari se avrai qualcosa anche da suggerirmi successivamente, mi farebbe veramente piacere. Questo è un piccolo sogno e quindi Volentieri. perché no? Perché la linea editoriale, mi piace sottolineare quella che è appunto diciamo, la diversità rispetto a tutti gli altri magazine dedicati al lifestyle, no? Che comunque esistono, e chapeau, perché dico esistono da tanti anni, alcuni, altri meno. Volevo differenziare, quindi creare qualcosa che ancora non esistesse, quindi una linea editoriale dedita proprio alla Sicilia, quindi assolutamente siciliana, perché sennò non avrebbe un senso, dedicata alla moda, alle tendenze siciliane, declinata sotto tutti i punti di vista, quindi non solo merceologici, ma proprio anche argomenti, quindi eccellenze siciliane, le tendenze in termini di non solo moda come abbigliamento, ma anche come gioielli, nel design, nel food, tantissimo, tutto quello che sono anche la parte dell'innovazione, quindi tendenze a 360 gradi e quindi insomma dare voce anche, è una cosa che voglio dire, a cui tengo molto, anche a tutte quelle manifestazioni anche legate alla società, al costume, che fanno tendenza. Ecco, brava, questa è una cosa che ti fa veramente molto onore. Quindi dentro questo magazine di 300 pagine, no? Troviamo praticamente un po' di tutto, quasi. Quante pagine sono esattamente? Allora, questo numero sono 220 pagine. Ecco, va bene, quasi 300. Quello prima era 250, 60. Okay. Cosa troviamo all'interno? Perché io sarei veramente molto curiosa di sfogliare ogni singola pagina, di poter vedere cosa veramente nasconde questa meraviglia, perché è come se fosse un tesoro, no? Questo magazine, perché esce 2 volte l'anno, quindi insomma, ci sono 6 mesi che racconti? 6 mesi di moda, 6 mesi di dimmi tu. Moda, costume, società, tendenze, ovviamente avendo una periodicità così un po' distante rispetto insomma, alle uscite, si fa un po' quello che è il meglio del meglio, insomma le cose più importanti e rappresentative. Ovviamente per ovviare appunto a questo, tutte le notizie veloci sicuramente passano sul quotidiano online, su bshopping.it. E questo è un altro capitolo perché noi siamo stati un po' anacronistici. Oggi come oggi editare un magazine cartaceo nell'era della digitalizzazione sicuramente può essere un controsenso. E quindi noi abbiamo fatto tutto al contrario. Quindi, abbiamo prima iniziato con la carta, che comunque obiettivamente per chi ama i libri, i magazine, chi legge, insomma compra le riviste, è qualcosa che ovviamente nessun tipo di comunicazione tramite i social, i quotidiani online potrà mai eguagliare. Questo è il mio personale punto di vista. Però, siccome siamo nell'era della digitalizzazione, è stato giusto, coerente portarci anche avanti e quindi abbiamo realizzato il 1° aprile del 2016, esattamente un anno dopo, shopping.it. Sì, il 1° aprile è il nostro compleanno, ora facciamo bello, tra l'altro, allora io sono sempre del parere che comunque ok, bisogna sicuramente stare al passo con i tempi, no? Quindi va bene la digitalizzazione, ma vuoi toccare proprio con mano? Toccare un magazine con mano invece di leggerlo online è tutta un'altra roba, secondo me. È come quando tu fai la radio, vedi me per esempio, i tempi in cui si toccava un CD era tutta un'altra roba, era tutta un'altra storia. All'interno del tuo team c'è un sacco di gente, no? I tuoi collaboratori sono tanti, tra fotografi, tra giornalisti. Quanti siete all'interno di questo gruppo? Quanti collaboratori hai? Allora, intanto io vorrei dipendenti, non so come chiamarli. salutare, abbracciare, baciare virtualmente tutti insomma, i ragazzi che si occupano di B-Shopping, lavorano con B-Shopping e fanno parte della famiglia di B-Shopping, a cominciare dalla direzione, quindi tutta quella che è la gestione appunto della direzione della parte editoriale, che è il direttore responsabile nella figura di Licia Raimondi e la vice direttrice che è Donatella Spadaro. Per me sono più di una spalla, più di un braccio destro e sinistro.
Io penso, cioè, siamo veramente un trio, fra l'altro al femminile, che si compensa e si completa veramente tanto, tanto bene, perché ognuno di noi ha le sue caratteristiche, le sue competenze e le sue idee, e siamo riusciti veramente insieme, perché secondo me, io dico sempre una cosa molto importante: il successo si raggiunge insieme, con le sinergie, nessuno arriva a fare da soli non si va da nessuna parte, e questo io cerco di trasferirlo anche per esempio ai nostri partner commerciali, cioè siamo Sì, riusciti per esempio negli anni a realizzare degli shooting dove noi realizziamo questi mood, no? Andiamo a sviluppare delle tendenze dove siamo riusciti a mettere gli outfit di tutti i partner, cosa impensabile fino a qualche anno fa, quando il cliente diceva no, devo esserci io e basta. è vero. L'unione, la sinergia fa la forza, anche perché poi io penso che ognuno poi spicca, no? Viene fuori per le proprie competenze, le proprie caratteristiche. È vero, sono pienamente d'accordo con te, ma tra l'altro, Stefania, è anche difficile. Voi siete tre donne. Generalmente le donne si danno gomitati a vicenda. Questa è una bella cosa perché bisogna essere solidali tra donne, bisogna lavorare tra donne ed è difficile trovare, insomma, un trio di donne che lavori in sinergia e che soprattutto non si scavalchino a vicenda, no, Stefania? È vero? Scusa se ti ho interrotto, perché questa cosa mi sta molto a cuore ed è assolutamente vero, perché io penso che alla base ci debba essere una grande, intanto secondo me, intelligenza. Quindi io penso che le donne intelligenti, non si odiano, non si fanno la guerra, non si sparlano, non hanno bisogno, perché non vedono un nemico nell'altro. E devo dire che noi tre in questo siamo state fortunate a trovarci e a ritrovarci, e siamo riusciti a costruire qualcosa di ancora più bello, quindi speriamo veramente di poter crescere ancora di più e che questa sinergia possa sempre più far nascere delle cose ancora più belle e più grandi. E poi ovviamente c'è, quindi loro si occupano di tutta la parte dedicata alle notizie, e per quanto riguarda la parte di bshopping.it invece saluto Luisa Cassarà, che si occupa di passare ogni giorno le notizie più importanti, quindi un'altra donna sempre molto brava e meritevole. E poi abbiamo un team tecnico, uno staff tecnico, che è formato appunto da una serie di fotografi, di grafici. Vorrei anche salutare l'art director Alessandro Fiore, che lavora in team da 2 anni e mezzo, 3 anni quasi. Anche lui, perché sicuramente se il nostro magazine, a detta di molti, risulta gradevole, bello, anche di un livello nazionale, molti ci dicono sembra una testata di livello nazionale, sicuramente è grazie anche all'apporto di Alessandro Fiore. E poi appunto volevo nominare per esempio qualcuno, quindi le nostre fotografie di moda, Fosca Cannella, Paola Schillaci, il fotografo di redazione Edoardo Luciano, che è sempre qui fisso in redazione, non si muove, cioè sta sempre qui con noi, è un lavoro operativo tutti i giorni. E sicuramente non posso non salutare e nominare il grande Luca Lobosco, che è il direttore artistico e il coordinatore di tutta la parte fotografica e diciamo colui che si occupa di gestire anche i nostri fashion show, quindi dietro le quinte all'interno delle sfilate. Perfetto, allora tra poco io passo alla prossima domanda, ma intanto, se tu sei d'accordo, Stefania, io ho un altro video per te e per tutti, andiamolo a vedere. You can handle, we be faster than Django. We can take my Lambo, I'll put on a tight show. You sure you can handle, we be faster than Django.
Ecco Stefania, un altro bel video devo dire, tra l'altro questo è un video che fa riferimento ad un evento Sì. molto bello, devo dire. E Questo, raccontami un po'. questo è stato l'ultimo evento che abbiamo purtroppo potuto realizzare nel dicembre del 2019, perché poi l'altro evento sarebbe stato a giugno e quindi insomma, a causa pandemia è successo un casino, abbiamo perso anche l'edizione perché ovviamente noi iniziamo adesso a lavorare all'edizione di maggio e quindi a marzo l'anno scorso si sa che si è bloccato tutto e quindi di conseguenza, ma siamo riusciti poi a fare l'edizione invernale, che è questa che ti mostravo prima, però purtroppo l'evento a Natale non è stato, non l'abbiamo potuto realizzare. E dove è stato realizzato questo evento, Stefania? L'ultimo evento è stato realizzato al Teatro Santa Cecilia. Ok. Fra l'altro, qui a Palermo, fra l'altro è stato un evento un po' rivoluzionario perché il nostro format di solito si svolgeva in questo modo, quindi prima un piccolo cocktail di benvenuto, poi la sfilata e poi si realizzava un party a seguire. Quest'anno invece, cioè lo scorso anno, avevamo appunto voluto dare un taglio diverso, realizzando proprio uno spettacolo togliendo tutta la parte dedicata poi al party successivo, ma quindi un cocktail di benvenuto dove si poteva mangiucchiare e bere qualcosa, poi la sfilata, all'interno della sfilata un vero e proprio spettacolo, quindi avete visto ballerini, cantanti, quindi una vera e propria serata dedicata proprio all'intrattenimento. Ok, quindi questi sono degli eventi, 2 l'anno, che realizza proprio B-Shopping, esatto? Assolutamente Ok. sì, sì, assolutamente sì, dall'inizio alla fine, tutta la parte creativa, poi tutto il marketing. Io poi sono un po' maniacale da questo punto di vista, cioè brandizzo qualunque cosa, quindi per esempio l'uscita finale dei ragazzi tutti con le t-shirt di shopping, le hostess, cioè l'accoglienza, cioè è tutto molto curato nei miei dettagli, perché secondo me è fondamentale, perché comunque in tutti questi anni perché noi abbiamo realizzato questi eventi? Perché quando ad ogni uscita, quindi in edicola, che sono i due principali momenti, no, di grande visibilità, piuttosto che investire in una campagna pubblicitaria che appunto invitasse gli utenti ad andare a acquistare la copia in edicola, abbiamo preferito regalare appunto 2 volte l'anno un bellissimo evento alla città. Quindi con distribuzione di inviti, spedizione di inviti, tutti i nostri partner commerciali che comunque sai sono contenti perché ovviamente si sentono parte di questo progetto, di questa famiglia. Quindi hanno il piacere di non solo partecipare, ma far venire anche i propri amici. Quindi, secondo me, è stato negli anni qualcosa che ha contribuito tantissimo, ovviamente, a far conoscere il nostro magazine, tant'è che nel tempo abbiamo proprio visto che le copie vendute sono state sempre di più, quindi sempre di più, sempre di più. Quest'anno abbiamo raggiunto con questa edizione il massimo, insomma, del venduto storico. Bellissimo, complimenti. In un periodo, diciamo, non facile, almeno il massimo di qualcosa sicuramente c'è. Quando a casa magari ha comprato più riviste. Ecco. Volevo dire solo una cosa in più, un aspetto molto importante che fa parte appunto del format, quello appunto dei nostri social. Anche lì siamo seguiti da un'agenzia che è l'agenzia Digital Makers, che nasce appunto da Francesco Anselmo, e devo dire che non solo loro hanno creato il sito ai tempi, abbiamo fatto un restyling molto carino quest'anno proprio per dare appunto una ventata di nuova Novità. sì, bellezza, novità, per stare un po' più in linea con quello che è la nostra crescita e sicuramente tutte le nostre attività sui social, i contest che abbiamo realizzato in questi anni, i casting, abbiamo reclutato tantissimi volti nuovi, tutte le notizie importanti appunto vengono passate sui canali, tutte le attività legate a B e questo sicuramente arriva per esempio a un target anche un po' più giovane, no? Quindi a 360 gradi cerchiamo di essere sempre con grande fatica, perché appunto è veramente un impegno costante, di essere sempre sul pezzo e di dare sostegno insomma a tutti quelli che hanno qualcosa da dire. Possiamo ricordare i canali social di B-Shopping, Stefania? E poi andiamo a leggere qualche messaggio. Sì, allora abbiamo Instagram, quindi B-Shopping Magazine e Facebook. Quindi Perfetto. basta B, scritto BE,
e poi shopping staccato. Perfetto, sei stata chiarissima. Andiamo a vedere chi passa a trovarci oggi pomeriggio. Luca Leonardi, io compro siciliano, il suo hashtag non può mancare ogni pomeriggio. Luigi Malerba scrive grazie, grazie a te Luigi per esserci. Andrea, good afternoon to everyone. Andrea ci scrive da Londra. Selina Alcalà, bonsoir cara Cristina, buona serata a Stefania Baio e a tutti gli amici di Io compro siciliano, grazie. Buonasera anche da parte di Tonino Lipari, grazie Tonino anche a te, grazie per averci raggiunto. Eliana Chiavetta, l'editrice più brava e più bella che possiate trovare al mondo. Eliana, amore. Grazie collega, stupenda anche Eliana, devo dire, grande professionista. Mariano Carbonetti, buonasera Cristina e ben trovata la tua ospite, eccellenze sempre al top. Sì, non ci facciamo mancare mai le migliori eccellenze siciliane. Prossimo casting, ci candidiamo Cristina. Sì, ci vuoi Stefania? Certo, fra l'altro va a finire sempre che ballano, cantano, cioè fanno di tutto, tranne che Perfetto. poi alla fine fare le pose, fanno di tutto tranne che, quindi tu puoi presentare, a un certo punto ti presenti e vai col microfono e Io ci sono. Marzia Monreale, grandissima Stefania, eccellenza siciliana, ricca di estro e professionalità. Concordo, sono veramente d'accordo. Tu sei impegnata anche nel sociale, Stefania, no? Ami molto, insomma, la solidarietà. Allora, diciamo che raccontavo proprio questo, che in questo Licia Raimondi veramente da quando è appunto a capo della redazione sicuramente ha dato molti stimoli appunto in tal senso perché è qualcosa a cui lei tiene particolarmente. Per esempio, per citare una delle iniziative che abbiamo realizzato, abbiamo sviluppato un servizio fotografico sul vecchio numero, fotografando circa 10 personaggi appunto molto conosciuti a livello locale, ciascuno di loro ha prestato proprio il proprio volto per questa associazione che si chiama ASLT, dedicata appunto ai bimbi con difficoltà, e noi poi abbiamo contribuito regalando per Natale tantissimi doni, quindi questi sacchi siamo arrivati lì come redazione, abbiamo regalato questi, però dico di solito non si la beneficenza si dice che si fa e non si dice. Vabbè, però, ma l'ho detto io, Stefania, l'ho detto io perché lo so. Adesso abbiamo in cantiere anche di fare altre iniziative sociali dedicate alle mamme, insomma ci teniamo. In questo devo dire Licia è sempre molto attenta, è lei che è proprio è sempre molto in linea e coerente su questa cosa e io la sposo in pieno. È vero, a volte la beneficenza si fa, ma non si dice però siccome io sapevo e allora ho voluto far sapere quello che fate anche da questo punto di vista. Di shopping nel mondo, Stefania, quando? Nel mondo? Sì. Questa è l'influenza di Eliana Chiavetta che è di casa così. Perché fra l'altro tra le mille cose per adesso abbiamo fatto anche uno piccolo spazio all'interno di una radio locale dedicata al mondo di shopping e quindi Eliana, che fra l'altro presenta da diversi anni i nostri eventi insieme a Vincenzo Canzone, insomma insieme ad Eliana è stata un'esperienza bellissima questa della radio, quindi devo dire di shopping nel mondo siamo qui, intanto arriviamo dalle tue parti, vediamo se riusciamo ad arrivare. Va bene, allora piano piano andiamo per gradi. Esatto. Allora, io ti ringrazio per essere stata in mia compagnia oggi, veramente una bellissima chiacchierata. Stefania, complimenti davvero per tutto. Prossima uscita, vogliamo ricordare quando uscirà il prossimo numero. Allora, sì, intanto grazie a te Cristina, è stato veramente un piacere e quindi ringrazio tutta la redazione di Io Compro Siciliano e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Il prossimo numero uscirà, se tutto va bene, a maggio, però seguiteci ogni giorno sul nostro quotidiano online bshopping.it e a maggio ci rivediamo in edicola. Perfetto, grazie mille davvero Stefania Baio, grazie per essere stata insieme a me oggi pomeriggio. Un bacio grande e in bocca al lupo per tutto ovviamente. Grazie sempre. Grazie. Ciao Stefania. Oh, oggi il tempo è volato, devo dire, io non mi sono neanche accorta se non fosse stato per Paolo Gattocane, che in regia, che mi avesse detto siamo quasi al termine, io non avevo visto neanche che eravamo arrivati a 30 minuti, giuro. Va bene, ci ritroviamo domani con
Un'altra puntata di Pomeriggio Special, domani si parte, ci sarà Selina Alcalà, ci saranno anche delle sorprese, ma non vi dico nulla. I viaggi di Io Compro Siciliano vi aspettano alle 18. Saluto Paolo Gatto che è stato in regia, Marzia ovviamente sempre in redazione. Questa sera vi ricordo di non perdere l'appuntamento con Vincenzo Canzone e Sicily On Air alle 21:30. Perché? Ok, Paolo, grazie per avermi dato il promemoria in tempo, devo dire. Ci sentiamo domani. Grazie a tutti per esserci stati. Un bacio. A domani pomeriggio. Ciao, sigla.